La Nuorese ha ripreso gli allenamenti in vista della difficile trasferta di Roma, dove affronterà il Palestrina. La squadra, agli ordini del nuovo tecnico Guglielmo Baci, vuole confermare quanto di buono ha fatto con l'Aprilia, pur in una situazione di emergenza. Per il prossimo turno saranno disponibili infatti Daniele Bianchi e Roberto Cappai, che hanno scontato la squalifica. Intanto torniamo alla gara con i laziali. Questo è il commento del capitano verde-azzurro Alessandro Alessandri. Alessandro Alessandri, capitano della Nuorese, oggi è arrivato un punto che vi consente di ripartire. Probabilmente valutando la partita meritavate qualcosa di più, però insomma. Sicuramente sì, vista la prestazione, viste le occasioni create, meritavamo sicuramente di più, però ripartiamo da questa prestazione, da questo spirito di appartenenza, la voglia di sacrificarsi. Oggi si è vista una grande squadra, colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei compagni perché hanno dimostrato grande senso di responsabilità, perché c'è stata una settimana, quando c'è un cambio di allenatore comunque ci sono dei cambiamenti e può comunque destabilizzare un po', però si sono comportati da squadra vera, abbiamo cercato di riportare dei concetti che abbiamo provato in settimana, ci siamo riusciti anche molto bene. Dobbiamo ripartire dalla prestazione di oggi e dalle certezze che ci siamo costruiti e ci costruiremo durante l'anno. Un buon primo tempo, poi siete calati nell'inizio della ripresa, poi nel finale insomma potevate chiuderla. No, abbiamo fatto un primo tempo a grandi ritmi, era impensabile mantenere per tutto l'arco dei 90 minuti quei ritmi, però abbiamo concesso anche pochissimo agli avversari. Ma devo dire che poi il secondo tempo, gli ultimi 20 minuti, di nuovo abbiamo creato tantissimo, 3 palle a tu per tu col portiere, un po' di sfortuna, un po' la bravura del portiere ci sta, voglio dire, diciamo che la fortuna non è dalle nostre parti, ma non voglio parlare di questo, voglio parlare della grande prestazione che abbiamo fatto e siamo contentissimi di questo.